hai saputo prendere tra le tue mani e ne hai fatto molto di più. Oggi non ci credo ancora, aspetterò domani. Quante cose di te ho sognato dentro favole che non ho mai letto, ma ora sei proprio tu ad accettare sì qualsiasi mio difetto. Volesse stava sempre con te, a notturna soltanto con te, e non mi importa di niente perché ce la faremo restando insieme. Pure se stava sempre così, stretta abbracciata, ma senza morire, e ti dirò che non c'è niente per me che valga più di te. Era del tutto normale fino a quando non c'eri tu. Senza pensarci ti porterò in posti dove mai hai sognato. Volesse stare sempre con te, a notturna soltanto con te, e non mi importa di niente perché ce la faremo restando insieme. Abbracciate, ma senza morire, e ti dirò che non c'è niente per me che valga più di te. Ma sente morire, e ti dirò che non c'è niente per me che valga più di te, di te. E allora, benvenuti in questa nuova puntata di Re di Napoli. E allora, questa sera Gabriele Blair non è qui con noi, io voglio salutarlo con grande affetto. Un bacione Gabriele. Noi intanto andiamo avanti, io vi ricordo innanzitutto prima i contatti di Re di Napoli. Potrete contattarci tramite i numeri 338 75 92 214, mentre sul telefono fisso 0823 80 94 87. Mentre potrete contattarci ulteriormente tramite Facebook, tramite il contatto Re di Napoli. Quindi per qualsiasi cosa siamo a vostra completa disposizione, l'agenzia Re di Napoli. E allora iniziamo subito, visto che abbiamo giusto un'ora qui a nostra disposizione, qui su TLA. Iniziamo subito ad introdurre il primo ospite, un grande amico, un grande artista, il maestro Enzo Cennamo. Buonasera. Ho detto di portare sì, infatti. questo microfono. E allora, maestro, io ho appreso 30 secondi fa che stasera ho la grande gioia di farti compagnia per tutta la puntata. No, anzi, è un onore. No, perché altre volte, altre puntate cantiamo e andiamo via. Sì, infatti. Invece stasera la regia ha detto che tu hai cantato e ho avuto modo di apprezzare. È bella questa canzone. Chi l'ha scritta? No, l'ho scritta io sia per quanto riguarda il testo sia per la musica. Sì. E perché tu dai poco valore al fatto che sei cantato? No, ma è iniziata come sigla la canzone, quindi non ho avuto Sono tempo. d'accordo, però altre volte non ho sentito sì, dire che tu sei cantautore. No, infatti va a finire che poi dimentichiamo questa cosa importante. È molto importante Sì, il fatto che tu canti canzoni che tu stesso scrivi. Sì. E le scrivi già da anni, da quando eri ragazzo. Sì, da quando ero ragazzo, poi la cosa è stata andata, diciamo, Sediamoci un po', Alfio, quindi... sediamoci un po'.
Intanto... io vorrei subito la vostra esibizione, visto che abbiamo sì, abbastanza subito. tempo. Quindi voglio Abbiamo subito, possiamo cantare, posso anche non certo. cantare. No, magari potete cantare una io canzone. sono ospite a casa tua Certo, e quindi sono anche qua per prendere un po' di caffè, sì. per salutare il caro tuo Ovviamente, papà, Cleo. Cleo, Lo salutiamo. grande inventore dell'agenzia Re di Napoli, Una novità che che volevo... ha sede a Santa Maria Sì, Santa Maria Vico. Vico. Ma io volevo parlare di quella novità che avete proposto la volta scorsa, il fatto della canzone che è stata scelta, è stata selezionata. Sì. Giusto. In questo programma io sono stato invitato come ospite dal mio fraterno amico Mr. Cleo, titolare dell'agenzia Re di Napoli che ha sede in Santa Maria Vico, agenzia spettacoli. Sì. E naturalmente ho goduto anche dell'ospitalità della sua signora Marta, che è tua madre, e anche della tua ospitalità. Non dimentichiamo il grandissimo Blair, Gabriele Blair, presentatore che oggi stasera è impegnato a Roma. E quindi questo programma in cui sono stato invitato con la massima sincerità mi ha portato fortuna, perché la canzone che io ho scritto per la mia voce, che si chiama Magico Napoli, sarà utilizzata per 8 mesi da un programma sportivo che si farà a Telecapri Sport e Telecapri Event per 5 volte a settimana per 8 mesi. Comunque sta portando fortuna anche al Napoli. Voi mi avete portato fortuna. L'agenzia Re di Napoli ha portato fortuna alla canzone Magico Napoli e speriamo che la canzone Magico Napoli porti fortuna alla squadra del Napoli, che dovrà sempre vincere. Speriamo. La gente a casa si scoccia di sentir parlare, cantiamo. Cantiamo subito. Cantiamo una mia canzone, naturalmente sempre mia, sia per i versi che per la musica, dal mio ultimo CD che uscirà fra non molti giorni, titolo Giovane Signora. Enzo Cennamo. Poche parole in quella pizzeria, una scelta di montagne da simpatia, mi raccontaste quasi tutte te, quanta tristezza e poi sincerità, e lacrime innocenti verità, e ti fidasti subito di me, qualche carezza e poi dopo iniziò l'affetto che mi lega ancora a te. Giovane signora, sai che pensa ancora, non mi lascia nei pensieri, non ci faccia te scordare. Di domani stanno serate, o di comune di una serata, tutto quello che camminato non si può più cancellare. Immagina che forse pure tu mi puoi pensare, ma me tu ti voluta allontanare. Telefono e sistemi irraggiungibili perché io ti volessi almeno salutare. Giovane signora, ci stanno fantasia, dopo sei volata la via, io ti volessi ancora in braccio a me. Passa scordare e invece voglio sempre ricordare che passa non si può eliminare, non passi in labbra sta sapore te. Giovane signora, lo sai che ti pensa ancora, non mi lascia nei pensieri, non ci faccia te scordare. O di comune di una serata, tutto quello che camminato non sappiamo più cancellare. Immagina che forse pure tu mi puoi pensare, ma
Sul Re di Napoli con il maestro Enzo Cennamo. Signora, Ecco. io ho avuto l'obbligo l'ordine di sedermi vicino a te, anche se ho una certa fretta, Sì, proprio per so che l'appuntamento. dopo esatto. l'appuntamento. Ma è tanto la gioia di farti compagnia, Ma anche per me ospitare, maestro. veramente. Quindi Allora, tu noi- presenta il prossimo Sì, ospite, introduciamo i prossimi ospiti. che man mano si siederanno vicino a noi e il programma diventa un salottino. Introduciamo i prossimi ospiti, gli Special Vox. Ed eccoli qui con noi su Re di Napoli. Ciao ragazzi. Buonasera, buonasera. Ciao ragazzi. Buonasera a tutti i telespettatori Allora, di ragazzi. TLA e di questa magnifica trasmissione Grazie. Re di Napoli. Allora ragazzi, se non sbaglio avete fatto anche una bella collaborazione con il maestro, giusto? Avete iniziato? Sì, per noi è stato davvero un grande onore aver collaborato in questa canzone che sta riscontrando davvero un grande successo, che è Magico Napoli, che il maestro appunto non so se dopo presenterà, però per noi è stata veramente una grande gioia collaborare con uno dei più grandi maestri della canzone canzone napoletana Scazia e non Vogue. solo. Sì. Dici Sì, che sì, nella sì. canzone Scazia Vogue voi siete coloro che fanno i cori. Sì, esatto. No, aspettate maestro, aspettate, parlate con il microfono, se no. Nella canzone, negli arrangiamenti che ha fatto il grandissimo maestro Ciro De Rosa, gli Spazio Vox nella canzone Magico Napoli hanno fatto i cori, che sono Partecipano con i cori, giusto? le voci a falsetto veramente alla grande. Giusto. E allora ragazzi, cosa ci fate ascoltare oggi? Allora sì, volevo soltanto dire Sì. che tra l'altro a breve uscirà il nostro nuovo singolo inedito, sempre scritto dal Sì. maestro Enzo Cennamo qui presente, dal titolo Non è follia, ma non vogliamo ancora svelarvi nulla, sarà una magica sorpresa. Piano piano. Però questa sera proponiamo nuovamente le cover dei Modern Talking che come ben sai noi proponiamo, la canzone intitolata Atlantis is Calling SOS for Love. Bellissima canzone. Scusami Mauro, Sì. ma Antonio ce l'ha la lingua, parli pure tu. Come no? Antonio, Vabbè, veramente, io pensavo- parli pochissimo. No, pensavo che cantava soltanto. Dai ragazzi, allora è il turno dei Special Vox.
di Napoli. Ragazzi, complimenti. Un anno e mezzo fa, Sì. questo giovanotto Antonio aveva 13 anni e mezzo quando incise le prime canzoni insieme a suo fratello Mauro, che ne aveva 16 e mezzo, 15 e mezzo. E com'è bello che grazie alle radio libere e alle televisioni libere, e anche grazie alla passione che hanno certi maestri e arrangiatori come il mio maestro Gino De Rosa, com'è bello che due ragazzi come loro possono iniziare già un'attività artistica. Loro non volevano dirlo, ma c'è un loro provino alla Sony e dovrebbero avere una risposta, perché saranno lanciati a livello nazionale. Hanno, senza offesa per gli altri artisti presenti in questo programma e senza offesa per te che già stai facendo una lunga strada, grazie a tuo papà che non ti lascia perché sei bravissimo la tua voce, loro stanno iniziando a vedere una strada che si allarga e si allunga, una carriera artistica che in futuro certamente darà tanto piacere e gioia alla loro passione tremenda. Il padre Nicola è stonato, ma i figli sanno veramente cantare. No, ma devo dire che interpretano in maniera egregia la musica dei Modern Talking, quindi spero che facciano davvero strada, perché poi la loro giovane età va in contrasto con la musica, diciamo, datata, quindi è una bellissima novità. Bravo Alfio. È una bellissima novità questa. Loro oggi giovanissimi cantano canzoni degli anni 80. Ma come vai imparato? E allora facciamo così, andiamo subito avanti, perché dopo ci saranno anche altri prossimo artisti. artista? Andiamo, io vi voglio concedere, signori, perché sennò qua non riusciamo a dare spazio. Si fa la folla. Sì. Allora ragazzi, ci vediamo magari dopo per il saluto. Allora andiamo subito avanti con il prossimo ospite, il prossimo artista, un altro amico, il nostro Christian Ercolano. Ecco qui, Christian. Allora. Buonasera. Questa sera è in abbigliamento sportivo, sportivissimo stasera. Sì, mi vesto in base alle canzoni. Giustamente. Allora cosa ci canti questa sera? Siguaioncello, un nuovo singolo che è preparato da Chicco Danese. Il titolo si chiama Siguaioncello. Ah, quindi è l'ultimo tuo singolo? L'ultimo mio singolo, sì. Ah, perfetto. Hai qualche altro progetto in futuro? Sì, oltre a quello di fare il cantante, possiamo proporre anche quello di fare l'attore. Ah, bene. Sempre nell'ambito dello spettacolo. Quindi, nell'ambito dello spettacolo, sì. Quindi giusto sia così. Allora, Christian Ercolano con Siguaioncello. Allora, noi siamo pronti dalla regia, diamo qualche attimo ancora, noi ricordiamo ancora i contatti di Re di Napoli, quindi potrete contattarci tramite i numeri 338 75 92 214 o tramite il numero 0823 80 94 87. Mentre ricordiamo che siamo raggiungibili anche tramite Facebook, tramite il contatto Re di Napoli, quindi per seguire i nostri eventi, le nostre trasmissioni, seguiteci su Re di Napoli su Facebook. Se siamo pronti dalla regia andiamo con il prossimo brano di Christian Ercolano, dall'applauso credo che siamo pronti, e andiamo con Siguaioncello. Cercano l'amore tutte le sere, mandano messaggio ogni mezz'ora. Pure al viernes sono tutta abbronzata, su carnale vestono firmate, ma su piccirella ancora niente hanno provato, rindo prima va si trovano difficoltà. So guaioncello e so fatta così, pure consiglio non stanno a sentire, now è giorno fanno con mamma, perché non vanno mai fare, pensano solamente a scendere, non se lo fanno sì, non studiano, vanno girando in una macchina, se i miei compagni vanno pariare, so guaioncello e sto fatta così, so vanno solo a divertire. Ma non sanno amore né nessuno,
tirano a tre in coppe motorine, passano cantando per quartiere, ma so piccirella ancora niente hanno provato, rindo prima va, si trovano difficoltà. So guagliungelle e so fatta così, pure consiglio non stanno a sentire, now e giorno fanno con mamma, perché servizio non vanno mai fare, pensano solamente a scendere, non se ne fanno sì, non studiano, vanno girando in da macchina, insieme ai compagni vanno variare. Sono guagliungelle, sono fatta così, se vanno solo divertire. Sono guagliungelle, sono fatta così, pure consiglio non stanno a sentire, una guerra fanno con mamma, perché servizio non vanno mai fare, pensano solamente a scendere, non se ne fanno sì, non studiano, vanno girando in una macchina, insieme ai compagni vanno variare. So guagliungelle, so fatta così, se vanno solo a divertire. Eccoci qui sul Re di Napoli. E allora, Cristian, questa canzone, quindi ricordiamo gli autori, no? Chicco Danese. Chicco Danese sia testo che musica, giusto? Sì, sia testo che musica. Quindi mi stavi dicendo che avevi in progetto anche di fare qualcos'altro, Di giusto? qualcos'altro, sì, come attore. Sì, come attore, vabbè, poi certamente ci saranno altre canzoni, no? Altre canzoni, sì, a voglia. Sicuramente. A voglia. Questa canzone è davvero simpatica, io la definirei Sì, molto simpatica. perché è molto ritmata, molto divertente magari, ed è proprio per queste guagliuncelle di Napoli che ci Sì. seguono sicuramente da casa e che salutiamo con grande affetto, no? Salutiamo con grande affetto, come no? Facciamo un bel saluto. Volevo fare anche un saluto Sì. ai ragazzi della mia classe che mi hanno sostenuto con questa canzone. E salutiamo. Un saluto a tutti voi, ragazzi. E allora, Cristian, E un saluto anche a casa salutiamo. alla mia... C'è. Ci sta. Ci sta. Allora ci sta. salutiamo. Va. Un saluto. Un saluto. Va bene. Cristian, è stato un piacere averti qui con noi. A tutti. E andiamo avanti Grazie a con voi. lo spettacolo, con questa trasmissione. Ciao Cristian. E allora, ne approfitto per proporvi il prossimo brano, un mio brano, e il titolo è Amami, questa canzone, e saluto soprattutto gli autori di questa canzone. Saluto Antonio Vergara, il gruppo Ottava Nota, che sono autori di questa canzone, sia il testo che la musica, quindi li saluto con grande affetto. E se siamo pronti dalla regia, andiamo con Amami. Amami senza interruzioni, guardami, sono pieno di emozioni, prendile mentre vibrano nell'aria, falle tue e se vuoi dividile con me. Lasciami disegnarti il corpo
cerca di respirare ogni profumo, non lasciarne mai andar via nessuno. Tieniti stretta forte alla tua vita, che con me non sarà mai più in salita. E questa era Amami, una canzone scritta da Antonio Vergara, che saluto con grande affetto. E allora noi andiamo subito avanti con la trasmissione con Re di Napoli, con un grande ospite, un grande amico, come sempre. Qui tutti amici siete, quindi non è altro che un grande amico, un grande artista, e parlo di Peppino Di Bernardo. Hai detto bene, siamo soprattutto amici. Buonasera a tutti. Diciamo da data, no? Da data, visto che conosci qualcuno certo, qualcuno prima di te, insomma, che non vedo stasera. Si era impegnato, sì. No, va bene, ha tirato l'orecchio. Comunque grazie sempre anche a tutto lo staff di questa, diciamo, puntata che sta avendo tanto riscontro dal pubblico ed è importante. Sì. Questi sono i frutti dei sacrifici che uno fa. Sì, certo, raccogliere. L'amicizia è importante, tu l'hai detto. Si dovrebbe rispettare con il giusto valore, perché a volte si perde questo valore dell'amicizia. Però io sono uno di quelli che per l'amicizia a volte si divide in tanti peppini. Tanti pezzettini, tanti peppini. Cosa ti devo dire? Tu stai andando bene questo lavoro discografico? Sì. Parlavamo che tu... Qui si parla del Napoli sempre e comunque, perché domani gioca, poi la settimana scorsa ha fatto delle altre cose. Infatti. Tu invece... Avevo una preferenza perché mi piaceva tantissimo quella canzone, La roba bella. Simpaticissima, è una canzone... La canto. È simpaticissima, una canzone proprio... Poi piace pure a tuo padre, l'altra volta ha detto, non faccio, voglio questa canzone. Questa è una canzone che comunque sta andando bene, a parte quella del Napoli. Anche se non sdombiamo il Napoli, speriamo che... No. Speriamo che vada sempre bene. Come ha detto il maestro prima, che mi ha visto anche crescere, perché lui ha qualche anno in più a me, il maestro Enzo Cinema, che comunque Napoli è la squadra del cuore, insomma. Poi ognuno la canta in una maniera. A Napoli poi non è solo una squadra, no, Peppino? Non è solo una squadra, è una religione. Ma diciamo è una preghiera. No, stanno certe persone che i tifosi, quelli veri, tradizionali, non mangiano. S'appiccicano che mugliere.
E questo è il mio pensiero che ho voluto raccontare in questa canzone che ti fa Napoli. Comunque andiamo avanti, a roba bella per tutte le femmine. Peppino Di Bernardo. A bocca è fatta per basare, in mano sopra a carezzare, i piedi e cosce per camminare dall'uomo. Occhi sono fatti per vedere, e la capo è fatta per pensare, se non sti cose maleati che ti ne fa. La roba bella si fa vedere, un po' che n'aria ci fa pigliare, perché sta bella da respirare, sotto i panni le scomigliare. La roba bella si fa vedere, e non ne ho caso di vergogna, che nell'invidia che fa parlare, si sono geloso che ci può fare. Ma vedete bene, non ci pensare, che una vita non ci sta. La roba bella si fa vedere, non nascondere siendo a me, che tu sei bella e ti fa guardare, ma una sola ti fa toccare. Quando una cosa si muove, nessuno mai ti può fermare, e se ti piace qualcuno ce le riceve. Non può restare sempre così, con emozione e cominciare, e fallo sbattere sto cuore si ti innamora. La roba bella si fa vedere, un po' che n'aria ci fa pigliare, perché sta bella da respirare, sotto i panni le scomigliare. La roba bella si fa vedere, e non ne ho caso di vergogna, che nell'invidia che fa parlare, si sono geloso che ci può fare. Ma vedete bene, non ci pensare, che una vita non ci sta. La roba bella si fa vedere, non nascondere siendo a me, che tu sei bella e ti fa guardare, ma una sola ti fa toccare. La roba bella si fa vedere. La roba bella si fa vedere. Bellissima questa canzone, è divertentissima. È un modo di dire, questo io Sì. nel mio lavoro discografico ho studiato tutti questi modi di dire a roba bella che Roba bella. lo dicono i nostri genitori, i nonni. Vabbè, tutto un fatto. Senti, voglio salutare un attimo, non lo faccio mai, Sì, ma ho vabbè. lasciato da poco, cioè oggi pomeriggio abbiamo fatto le ultime scene di un film che uscirà nelle sale degli amici di Castellammare che ci stanno guardando. Sì, salutiamoli. Tutti pazzi per Lucy uscirà al cinema credo tra qualche mese. Ciao agli amici lì a Da quanto Castellammare. tempo ci state lavorando, Peppino? Già, no, abbiamo finito, oggi sono state dico, le è durato ultime abbastanza il lavoro, un, qualche mesetto? Un paio di mesi, insomma, un paio di mesi. Immagino ci sia Comunque abbastanza Michele lavoro. Curcinello, un saluto a Cofano, a tutti quanti dello staff. Ciao. Immagino ci sia abbastanza lavoro, no? Per fare un progetto Sì, del un genere. film, sì. Questo è Campano, figurati ad alti Nazionale, livelli. ecco. ancora- Comunque grazie ancora a te. Simpaticissimo Ma Peppino. figurati. Ciao Cleo, ciao a tutti e buona serata. Un abbraccio a Peppino Di Bernardo. E allora, io intanto vi ricordo ancora i contatti di Re di Napoli. Per chiunque volesse rivolgersi all'agenzia Re di Napoli potrete contattarci tramite i numeri 338 75 92 214 oppure tramite il numero 0823 80 94 87. Mentre potete contattarci anche su Facebook tramite il contatto Re di Napoli, da lì aggiungere l'amicizia
richiedere e aggiungere l'amicizia e da lì seguire i nostri appuntamenti, i nostri eventi, le nostre trasmissioni. E allora, dopo aver informato tutti coloro che ci seguono da casa per quanto riguarda i contatti di Re di Napoli, noi andiamo avanti con il prossimo ospite, un amicone, se posso considerarlo così, ed è un grandissimo artista ed è Agostino Ferrante. Buonasera Alf, tutto a posto? Tutto bene Agostino, tutto bene. È andato... Sono contento che sono qua sempre perché lo sai, a parte che sono di professionisti, e poi un saluto all'agenzia di Napoli. So che sei un po' di corso ultimamente. Mamma mia, le corse proprio. Però non fa niente, l'importante è che uno è presente, la cosa più importante è questa. Ma l'importante è cioè avere la nostra collaborazione, che è la prima cosa, cioè la collaborazione che è nata tra me È e te, giusto, no? la cosa più importante è la collaborazione fra tutti e due, è una cosa importante, dobbiamo essere duri. Bravissimo. Agostino, cosa ci fai ascoltare? Stasera ti faccio ascoltare un brano, Lacrime Bugiarde, un brano scritto da Salvatore Bellopede. Fa parte del tuo lavoro discografico, sì. Giusto? E arrangiamenti Ennio Frungillo, fa parte del mio lavoro discografico. Si chiama? Io, voi e la musica nel cuore, che è uscito già da quasi 3-4 mesi. Collaborazioni future, magari so che stai collaborando con il maestro Enzo Rossi. Sì, sto preparando qualcosa con il maestro Enzo Rossi. Un saluto al maestro Enzo Rossi, alla mamma. Lo salutiamo perché, un bacino da parte mia. Perché anche io sinceramente sto avendo qualche progetto. Non sveliamo tutto. Non sveliamo tutto perché poi se sveliamo capito come? No, va a finire. Siamo scaramantici, diciamo. È giusto, è giusto. Diciamo, lo sai che ti voglio bene a te, a tuo padre, a tua mamma. Sì. Siete persone che veramente avete un sei, cuore d'oro, è sei importante. Ti ringrazio. Sei una persona squisita che lo trasmetti tramite le canzoni che canta. Ti ringrazio. Allora andiamo avanti con Agostino Ferrante che ci canta. Stasera canta un brano Lacrime Bugiarde, autori testo e musica Salvatore Bellopede, arrangiamenti Ennio Frungillo. Agostino Ferrante. Tenuto quest'amore perché siamo nati in tuo cuore, ci sei stato troppo male e sei stato più cattivo, solo rispetto sì insieme a me, ma che delusione che sei stato, io pensavo che ero innamorato. Ma che scema che sono state a te dire sincero quando mi diceva voglio bene solo a te. Lacrime bugiarde mi hanno fatto innamorare senza mai capire che stiamo solo a recita. Si stato cattivo questo amore non si fa perché si fa male ci potrebbe passare. Si vede presa potrà pure una carezza è risultante falsità, ma sto troppo male perdonarti non mi va, forse con il tempo si può fare, pure se assai è forte questo dolore questo cuore mio ti pensa ancora, tu sei stato per amore, non sei stato un'avventura, ma tu questo non l'hai mai capito. Lacrime bugiarde mi hanno fatto innamorare senza mai capire che stiamo solo a recitare. Si stato cattivo questo amore non si fa perché si fa male ci potrebbe passare, ma che donna sei si vede presa potrà pure una carezza è risultante falsità, ma sto troppo male perdonarti non mi va, forse con il tempo si può fare. Lacrime bugiarde mi hanno fatto innamorare senza mai capire che stiamo sulla velocità, si sta cattivo o con un innamorato.
Allora, Il brano era Lacrime Bugiardi, questo è un brano che lo sto promozionando proprio, è un mesetto che lo sto facendo sentire, un brano che mi sta dando soddisfazione. Vogliamo ricordare che noi ogni giovedì siamo dalle 22:30 alle 24, sì, Agostino, sì. però giovedì mandiamo una puntata in replica, che giovedì io devo lavorare, sto al ristorante Il Casale dei Sapori a Ponte Cagnano. Li salutiamo. C'è una cena spettacolo, sì. Li salutiamo. Con Radio Napoli Canta. Ciao. Agostino, come sempre è sempre un piacere lavorare con te. Ti ringrazio. Collaborare con te. Quindi speriamo poi di avere sempre maggiori collaborazioni future. Stiamo sempre Quindi, contenti di stare sempre con l'Agenzia di Napoli. salutiamo l'Agenzia di Napoli, il nostro boss Boss, che ci sta seguendo da casa. un saluto. Agostino, allora ti congedo, ci vediamo alla ringrazio. prossima occasione. E un applauso ad Agostino Ferrante. E allora, noi andiamo avanti con la trasmissione, visto che mancano, credo, circa 20 minuti. Allora, io voglio innanzitutto presentare un carissimo amico, un ricercatore che direttamente ci viene a trovare dal Canada, quindi lo presentiamo ed è Salvatore Giusto. Come stai? Tutto Spero a posto? di averti dato una presentazione. Una presentazione coi fiocchi, fra l'altro stasera in solitaria Sì. sta andando benissimo. Benissimo. Salutiamo Gabriele Bleo, Un grande amico, che ciao spero che Gabriele, ci stia da casa. si stia seguendo in qualche modo, perché questa sera, se non sbaglio, ha avuto qualche impegno o qualcosa del genere. Quindi Penso si stia guardando da casa, tutto sommato ha avuto... lo salutiamo. Bene, sì, Magari sì. spero che almeno qualche minuto ci segua da certo, casa. ma certo. Allora, Salvatore, vuoi presentarti? Allora, sì. Magari Sì, io magari ricordo, io sono stato altre Sì. volte qua proprio su questo Però, palco con te e quindi giusto però ricordarlo, ricordo agli amici da casa, a chi ci vede da adesso, Sì. io sto svolgendo una ricerca che riguarda il mondo dei media e della musica a Napoli, quindi il modo in cui la musica napoletana viene portata avanti anche come tradizione, come si è sviluppata. E quindi sto andando in giro intervistando. Sono stato anche gli tu artisti. ospite. No, Tu giusto. sì, sei stato anche mio ospite, vogliamo ricordarlo, vuoi ricordare il canale dove... Sì, vabbè, su sì, siamo internet. stati anche su internet tramite Radio Caserta Web. Sì, che è comunque Quindi un'ottima radio che hai consiglio di avuto ascoltare. anche il piacere di presentare un personaggio televisivo, Sì, no? esattamente, un gradito Un ospite. personaggio che ha avuto anche l'occasione di essere ospite in trasmissioni nazionali, sì, bravissimo. sì, sulla Rai, parliamo, sulla Rai, quindi Mediaset, Mediaset, quindi principali credo ci televisioni. stia seguendo da casa, quindi lo Un salutiamo. saluto grosso, un saluto Salutiamo grosso a Cleo, chiaramente. Ed è stata una grande Bravissimo. esperienza, no? È stata una grande esperienza per me, spero anche per voi. Certo, fare un'intervista a un mago è sempre una cosa complicata perché tu vuoi dire la risposta, lui essendo mago già la conosce. No, ma- però vuoi fare una domanda, allora- lui già ti anticipa. Però Sì, ma comunque. giusto. No, ma Salvatore, più che altro, allora, non è stata sicuramente la prima volta, ma è stata la mia prima volta essere stato intervistato da una persona come te, perché ho avuto anche il piacere di conoscerti in privato, quindi sei una persona veramente preparatissima a livello Io ti professionale ringrazio. e a livello personale sei una persona squisita che Ma anche per quanto mi riguarda ci sono tanti lati di Alfio che sono venuti fuori da questa Ecco. intervista, il suo amore per la musica, anche per la musica straniera, anche Soprattutto, per, sì. insomma, è stata una C'è bella stata, esperienza. diciamo, è stata una bella esperienza, è stata una bella conoscenza, no? C'è stato anche come se fossimo stati su un ring, io e te. Sì, cioè, ci siamo scontrati, Ci noi siamo siamo usciti, però non c'è stato un vincitore, perché se ce ne fosse stato uno non ci sarebbe occasione invece di scontrarci nuovamente, che è la cosa, Ecco, è ecco. la cosa più divertente. Ma io voglio farti una domanda, Salvatore. Sono qui. Dalla tua esperienza, il napoletano medio me lo puoi identificare in un termine, in qualche termine, in pochi termini magari? Ma il napoletano medio è una persona... Guarda, io ti dico la verità, è una persona che ha sempre da fare. È una persona impegnatissima, Di corsa, quello che ho di visto. corsa. È sempre di corsa. Se uno gira io quando sono arrivato 2 mesi fa, io adesso vivo a Napoli, insomma, e vedo che tutte ho incontrato persone che non riuscivano a stare fermo un momento, quindi... Iperattivi, tanto è vero che ogni tanto cerco di rilassarmi, mi chiudo in casa e dico... Anche se non hanno niente da fare, si improvvisano E imparano, e sono un popolo molto caldo, molto, Sì, e ma- poi questo si sente anche nella musica, insomma. Certamente, che sicuramente. naturalmente- E infatti questo è uno dei grandi valori della la musica rispecchia, napoletana, la perché musica rispecchia l'anima. bravissimo. La musica rispecchia sempre La musica l'anima. classica napoletana è un qualcosa che veramente
spettacolari. E infatti poi in tutto il mondo, gente che viene dalla Finlandia, dal Giappone, dal Sudafrica, da dovunque, l'ascolta e si identifica anche loro, insomma. O solo mie, diciamo, come una dei classici napoletani, no? E certo, poi tu sei cantante, cioè vuoi improvvisare? No. Solo mie. No, adesso non mi metti in difficoltà, ma non perché t'ho detto, lo scopro. sono più diciamo questa sera sono ho preso le redini da presentatore, quindi diciamo mi scontro io da solo, diciamo mi sento in contrasto tra cantante e se invece io chiedessi a te una domanda che ti ho fatto anche nell'intervista, quindi la rivolgiamo anche agli spettatori, ognuno se la chiede a casa sua. Il cantante, l'artista napoletano medio, che tipo, a parte che non ce ne sono di medi, non ne ho incontrato nemmeno uno, di eccezionali, ce n'è esattamente, che tipo di persona è? L'artista. Tu sei un artista e ne conosci tanti. Allora, sicuramente l'artista napoletano non molla mai, cioè è testatura, cioè qualsiasi cosa succeda, ma è testardo, molto testardo, perché credo che nessun altro, non dico al mondo, ma sul territorio nazionale, è testardo quanto il cantante napoletano. Questo posso dirlo con fiducia e con freddezza, perché veramente ho avuto abbastanza esperienza per conoscere gli artisti napoletani, che saluto, che ci stanno seguendo da casa. Quindi questa è la cosa principale, Salvatore. Se non fossero dei grandi artisti, insomma, io poi non sono nessuno, però se un'università in Canada mi chiama per parlare degli artisti napoletani, vuol dire qualche parolina. Che fine ai confini del mondo, insomma, questo genere d'arte. Poi qualche parolina puoi spenderla, voglio dire. Vabbè, ma vediamo, poi ne parliamo dopo nei camerini. Dai, Salvatore, io intanto canto la prossima canzone che ti dedico, innanzitutto, poi magari dopo puoi sempre intervenire in diretta, magari per scambiare qualche parola, va bene? D'accordo, ti ringrazio. Okay. Dopo. E allora, noi andiamo avanti con la prossima canzone. Volevo farvi ascoltare un'altra mia canzone che ho scritto io, sia per quanto riguarda il testo che la musica, e la canzone si chiama Non te voglio perdere, e quindi la dedico a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa, a tutti i telespettatori di TLA. Non te voglio perdere. Un'altra stupida bugia poi ti fa tornare con me. Non basterà implorarti perché ormai tu non mi pensa più. Quanto vorrei tornare quei giorni, perdere, e scusami se l'ho capito solo adesso. Non te voglio perdere, non te voglio perdere, perdonami se non te l'ho detto mai. Sarà tutto inutile, ma sulla così ti sento vicina. Andrò avanti ma so che in fondo resterai con me, cercando di scordare ma sarà impossibile. Quando vorrei tornare a quei giorni, quando vorrei averti ancora qui, non ti voglio perdere.
E allora andiamo avanti, visto che manca poco tempo. E allora riaccogliamo qui con noi Cristian Ercolano. Cristian, allora, dopo quella canzone così divertente, cosa ci fai ascoltare? Sì, un altro inedito che si chiama Laura, scritta da Antonio Lombardi, arrangiato da Antonio Lombardi. Cristian Ercolano. Laura, ci incontriamo fuori a scuola, poi prendiamo il motorino, torni a casa insieme a me. Volano i tuoi capelli al vento, il tuo seno alle mie spalle, le tue braccia intorno a me. Laura, coi ricordi del passato, una vecchia storia andata via. Io che non trovo le parole, né una strada per portarti via. Io innamorato di te, per me un'amica non sei. Io che non rubo il momento per dirti ti amo e per stringerti a me. Se dipendesse da me, fragile amore che sei, accendere quei tuoi occhi intristiti d'amore in un mondo io e te. Io e te. Io e te. Io e te. Ah, io e te. Poi ti parlo e rompo il tuo silenzio, stiamo in mezzo a tanta gente, io d'incanto guardo te. Due risate ed un caffè bollente, porto via dalla tua mente colui che qui non c'è. Poi tiri fuori il tuo passato, le lacune, le malinconie, e piangendo stringi le mie mani, tutto in una magica armonia. Io innamorato di te, per me un'amica non sei. Io che ho trovato il coraggio per dirti ti amo e per stringerti a me. Se dipendesse da me,
chiederti, cosa ne pensi di questa canzone? No, bella. No, ma mi hai colto di sorpresa perché non sapevo l'esistenza del Giorno del Dai. Cioè, tra virgolette, non sapevo che avessi fatto un nuovo singolo. Adesso sto lavorando anche per preparare il tuo brano. Sì. Una vita da vivere. Giusto, infatti. No, beh, mi sorprendi sempre perché poi porti canzoni che io non sapevo che esistessero, cioè invece diciamo l'hai incisa da poco, giusto, questa canzone? Ecco, per questo. E allora, Cristian, spero di averti poi nelle prossime trasmissioni. Cristian Ercolano, un applauso a Cristian. E noi... Allora, visto che siamo al termine di questa puntata, io vi ricordo innanzitutto prima i contatti di Reti Napoli. Vi ricordo che potete contattarci tramite i numeri 338 75 92 214 o tramite il numero 0823 80 94 87. Contattateci anche tramite Facebook, potete aggiungerci come amici tramite Reti Napoli, quindi aggiungeteci. Io vi rinnovo l'appuntamento al prossimo martedì. Un abbraccio da Alfio B e da tutti gli artisti che hanno partecipato in questa bellissima trasmissione. Un saluto a tutti i telespettatori di TLA, un abbraccio anche ai ragazzi che lavorano per noi qui in regia. Alla prossima!